In un clima incandescente fra maggioranza e opposizione, il Consiglio regionale approva le modifiche alla legge elettorale del Friuli Venezia Giulia. Il DDL 15 passa con una spaccatura netta, centrodestra compatto a favore e altrettanto granitiche nella loro contrarietà le opposizioni. La norma introduce due novità sostanziali: la possibilità di un terzo mandato ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti e la nuova regola sui ballottaggi, d'ora in poi possibili solo se nessun candidato raggiungerà il 40% dei voti al primo turno. Dopo una lunga maratona in aula è stata approvata una legge che sinceramente mi ha lasciato perplesso sul comportamento delle opposizioni, nel senso che siamo partiti con una serie di accuse lanciate sui giornali di tentativo di golpe, di sovvertimento dell'ordine democratico, ma la realtà dei fatti è una e una soltanto. Questa norma prende quello che sta accadendo sul territorio e che accade quotidianamente sui territori ad ogni tornata amministrativa e cerca di dare delle risposte concrete ai cittadini per fare in modo che nei consigli comunali e nei sindaci, nei municipi e quindi nei sindaci eletti ci sia una perfetta rappresentazione di quella che è la volontà popolare. Ed è in particolare proprio sull'eleggibilità dei sindaci con il 40% dei voti che sono volati gli stracci nel parlamentino di Piazza Oberdan, con i consiglieri di centrosinistra che a più riprese hanno accusato la giunta Fedriga di aver varato il disegno di legge a seguito dell'ultima tornata elettorale di Udine, in cui De Toni ha ribaltato l'esito del primo turno sconfiggendo Fontanini al ballottaggio. Se non avesse vinto il sindaco De Toni, probabilmente questa norma non ci sarebbe stata. Avesse vinto Fontanini, non avremmo avuto quella norma. Motivo per cui abbiamo detto di no a una norma che è fatta appositamente contro quello che è successo a Udine. Pur avendo avuto nella storia della nostra regione tantissimi casi in cui chi ha vinto il primo turno poi non ha vinto al ballottaggio. Troviamo questo inaccettabile, non condivisibile, l'abbiamo detto ad alta voce. Quanto alla maggioranza invece è stato rimarcato come il provvedimento eviterà la stortura degli apparentamenti al secondo turno. Farà sì che si eviteranno innanzitutto quelle, mi sia consentito un termine un po' duro, insomma, quelle ammucchiate finali con il secondo turno, il ballottaggio, eccetera, eccetera. Quindi chi è in gioco sin dall'inizio in modo chiaro, in modo netto, e quindi la sera stessa dello spoglio dello scrutinio si avrà il sindaco.